Sono Don Paolo, nativo di Udine, sono prete da 16 anni, sono salesiano di Don Bosco. Da 5 anni sono responsabile di questa comunità, viene chiamata comunità proposta perché vuole essere una proposta di vita cristiana per ragazzi dalla terza superiore in su. Sono tantissimi i ragazzi giovani che da 30 anni a questa parte sono passati di qua. Attualmente qui viviamo in 4 salesiani e poi di anno in anno il numero dei giovani si aggira sui 6, 7, 8, 9. Vuole essere innanzitutto un'esperienza di vita cristiana e poi nello stesso tempo anche un'esperienza di ricerca vocazionale. Si vive tanto insieme perché la nostra vita è proprio dalla mattina alla sera, è un ambiente molto familiare, l'organizzazione, le pulizie, la conduzione della casa è proprio lasciata a noi e ciascuno con i propri ruoli e responsabilità all'interno della casa. Iniziamo la nostra giornata abbastanza presto, alle 7:10 con un momento di preghiera. Poi si fa colazione e poi ciascuno parte, chi per la scuola, chi per l'università, chi si ferma in casa a studiare. Anche con mia sorpresa, ecco, non ho mai trovato un ragazzo, un giovane che ha detto ecco, questa è un'esperienza, non so, brutta, un'esperienza negativa, un'esperienza che ti limita, un'esperienza che ti condiziona. Ci sono tanti pregiudizi, molte volte anche i mezzi di informazione sociali, i mass media fanno passare anche un'idea di vita cristiana legata sempre, non so, all'essere bacchettoni, al moralismo, mentre mi pare che non sia così. Una difficoltà da parte dei ragazzi e dei giovani, penso loro ma penso anche agli altri tante volte, è quella di arrivare a dire sono cristiano, perché vuol dire giocarsi la faccia di fronte ai propri compagni di scuola, di fronte ai propri amici, di fronte alla propria compagnia. Oggi un ragazzo che vuole essere cristiano deve andare controcorrente. Dico che essere cristiani oggi è trasgressivo. Se un giovane vuole essere trasgressivo dovrebbe essere cristiano. Politico, si professi cristiano, dica io sono cattolico, io parto da presupposti cattolici e poi non viva di conseguenza, io su questo non so cosa dire, è responsabilità sua. Dei politici che sono cattolici e si riconoscono nelle verità che in qualche modo scaturiscono da una visione evangelica della vita, cercheranno di far diventare legge quelle che sono le proprie convinzioni, però se sono stati mandati in Parlamento da qualcuno che li ha votati è giusto che facciano così. Molte volte la Chiesa viene accusata di indebita ingerenza, non vedo perché, tutti possono dire la loro, non capisco perché il Papa non può dire la sua. A me non pare che questo vada a obbligare le scelte politiche. Ci sia un uso strumentale della Chiesa da parte di tutti i politici quando fa comodo. Trovi la destra che applaude il Papa quando interviene a bacchettare la sinistra, trovi la sinistra che applaude il Papa quando interviene magari per bacchettare la destra. Per cui questo è proprio strumentale, da destra, da sinistra, dal centro, da ovunque. Ciao a tutti, sono Alessandro, ho 23 anni, studio giurisprudenza a Treviso. Mi chiamo Filippo, ho 21 anni e studio economia aziendale alla facoltà di Ca' Foscari di Venezia, sono al terzo anno. Sono Marco, ho 18 anni, vengo da Belluno e frequento la quinta liceo scientifico al Collegio Salesiano Stori. Io sono Giovanni, ho 18 anni e vengo da Loria, un paese vicino a Castelfranco, e sono qui da 3 anni. Faccio il liceo scientifico in una scuola statale. Io ho deciso di venire qui perché sostanzialmente mi sto chiedendo se il Signore mi chiama, ecco, a diventare salesiano. Sono convinto che la proposta che Gesù fa alla vita di ognuno di noi sia proprio una proposta di vita piena, di una vita felice e realizzata. Credo che la situazione politica adesso non sia delle migliori. E questo penso che sia dovuto soprattutto, l'ha detto tante volte anche il Papa, a una crisi di valori. Ci sono dei cristiani tiepidi che magari predicano bene e razzolano male.
quando uno entra in contraddizione con se stesso è difficile che diventi un modello da seguire. Sì, bisognerebbe distinguere appunto tra quella che è la vita privata del singolo politico e poi quella che è la vita del partito, come un po' un'idea di bandiera, di partito, ecco, solo per, sì, viene strumentalizzata solo per magari ricevere dei voti, quando poi alla fine magari uno nella propria vita si fa tutt'altro, no? È incoerente. Tante volte si tende ad essere ostili a un messaggio della Chiesa perché coloro che magari non sono cristiani, che si dichiarano atei o anche di altre religioni, si sentono in qualche modo offesi, anche perché sì, siamo in una democrazia e non penso che la Chiesa dovrebbe avere problemi ad esporre quello che è il suo messaggio. Mi vengono in mente quelle persone che a volte vendono il loro cristianesimo come sono cristiano credente ma non praticante, che mi fa sempre dire il massimo dell'incoerenza è proprio questa. Mi viene sempre da pensare che alla fine così di un'esperienza, comunque anche della vita, non ci verrà chiesto se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili. Con i fatti, con la vita, col modo di vivere la semplicità del proprio quotidiano, si dà proprio testimonianza di quello in cui si crede, di quello su cui si è radicata e costruita la propria vita, sui valori e gli ideali che rendono bello il nostro vivere, la nostra giornata.